Allora, com'è andato questo sorvolo su Porto Marghera? Beh, il sorvolo è stato credo efficace per dimostrare, senza fare soltanto discorsi, la dimensione dei 2200 ettari che abbiamo a Porto Marghera, uno dei grandi porti e zone industriali d'Europa. Insomma, ovviamente devo ringraziare il presidente Tajani di essere qui, perché oltre a un amico dimostra l'importanza che Venezia può avere in Europa. Quali sono le prospettive per Porto Marghera? Lei questa mattina ha parlato di un sviluppo occupazionale non indifferente. Ma è il progetto che ha illustrato il sindaco e che poi abbiamo avuto la possibilità di capire meglio anche dall'alto. È un progetto che ha come obiettivo quello di creare nuovi posti di lavoro dopo la crisi che c'è stata, che ne ha fatti perdere tanti attraverso la chiusura di molte imprese. Ora si è iniziata una stagione differente e io credo che lavorando bene, se noi saremo in grado anche a livello di Unione Europea di aiutare l'amministrazione e i privati che stanno realizzando questo ambizioso progetto, potremo arrivare anche a creare nei prossimi anni 30, 40, 50 mila posti di lavoro. Questo significa rilanciare il nord-est e lo si può fare anche puntando su una crescita diversificata. Venezia certamente è turismo, ma non è solo turismo, è anche industria di diversi tipi. Io credo che anche il turismo sia un'industria, ma insomma dobbiamo costruire una sorta di mosaico per permettere a questa città e all'intero nord-est di tornare a una situazione simile a quella di 10-15 anni fa. Un nord-est dove le banche venete soffrono, l'Europa ha posto dei paletti? Errori sono stati commessi dalle due banche venete, ora vedremo cosa succederà. C'è una trattativa in corso tra il governo italiano e la Commissione europea. Si è risolto il problema Montepaschi, io mi auguro che si possa risolvere anche il problema delle due banche venete, perché poi c'è un problema che riguarda l'accesso al credito per le piccole e medie imprese. Di questo si deve tener conto. Certamente poi le banche devono essere amministrate rispettando determinate regole. Insomma, speriamo bene e speriamo che si possa raggiungere un accordo tra il governo italiano e la Commissione europea che permetta soprattutto di fare gli interessi delle piccole e medie imprese di questo territorio e anche tutelare in qualche modo i risparmiatori che non hanno responsabilità su una gestione che non è stata certamente positiva. L'Europa è impegnata nella lotta contro il terrorismo, che è una priorità insieme alla soluzione del problema dell'immigrazione e quella della disoccupazione giovanile. Gli Stati Uniti vivono una situazione completamente differente dalla nostra. Noi siamo nell'area del Mediterraneo, l'Europa ha milioni e milioni di musulmani che vivono all'interno dei nostri confini. Il problema non può essere risolto con soluzioni che possono andare bene o meno, però negli Stati Uniti noi abbiamo bisogno di altre iniziative di difesa forte delle frontiere esterne, di una miglior collaborazione tra le forze di polizia, miglior collaborazione tra i giudici, miglior collaborazione tra i servizi segreti. Io continuo a dire che servirebbe un FBI europea come c'è l'Europol, dovremmo anche crescere di livello. Poi se dobbiamo parlare di lotta al terrorismo dobbiamo anche approvare delle norme che, come abbiamo fatto con il Passenger Name Record, cioè che permette di controllare anche coloro che viaggiano, i foreign fighters. Se qualcuno torna dalla Siria dopo 6 mesi è qualcuno che deve essere seguito in modo particolare, quindi dobbiamo impedire poi che si semini il panico fra i cittadini. Dobbiamo sapere che la libertà e la democrazia, la forza della libertà e della democrazia vincerà sulla violenza del terrorismo. Dobbiamo continuare a vivere come abbiamo sempre vissuto, non dobbiamo darla vinta, dobbiamo andare a testa alta contro dei vigliacchi, perché chi uccide cittadini inermi non ha il coraggio di affrontare che ne so, militari, poliziotti, quindi sono soltanto dei vigliacchi, dei perdenti, come è stato detto anche in occasione dell'ultimo vertice di Bruxelles. Sono persone che però noi dobbiamo certamente contrastare con forza, sapendo bene che siamo noi dalla parte della ragione. Dobbiamo impedire la radicalizzazione, questo
deve portarci anche una riflessione sul modello europeo. Noi non dobbiamo avere paura della nostra identità, non dobbiamo aver paura di difendere i nostri valori, non dobbiamo aver paura di difendere le nostre radici, e dobbiamo avere la forza di integrare, ma se si è deboli come identità si rischia di non poter integrare. Soltanto chi è forte è in grado di integrare gli altri. Poi c'è tutto un problema che riguarda l'immigrazione. L'Europa ha molti interessi in Qatar, cosa pensa di fare? Adesso il Qatar è un problema che riguarda i paesi arabi. La decisione presa questa mattina da Egitto, Arabia Saudita e Bahrain è una decisione che va nella direzione della lotta contro il terrorismo, che riguarda anche il contrasto che esiste all'interno del mondo islamico tra sunniti e sciiti, tra Iran e Arabia Saudita. Non credo che l'Europa debba mischiarsi nelle vicende che riguardano il mondo islamico. Certamente se ci sono dei paesi che non rispettano i diritti umani o che finanziano il terrorismo, noi non possiamo avere a che fare con questi paesi, quindi vedremo quali saranno le prove, quali saranno le scelte che si faranno da parte del Qatar nei prossimi mesi. Però ripeto, sono le questioni che riguardano l'interno del mondo islamico, noi le dobbiamo seguire, dobbiamo avere una nostra politica estera più forte, però sono anche problemi che non riguardano direttamente l'Europa. Lo scontro tra sunniti e sciiti è uno scontro che riguarda storicamente il mondo islamico. Però qualche volta siamo intervenuti. No, ma siamo intervenuti quando c'erano altri problemi. Adesso mi sembra uno scontro veramente all'interno tra il braccio di ferro che c'è tra Arabia Saudita e Iran. C'è una nuova situazione anche dopo il viaggio di Trump, quindi si vanno creando nel mondo arabo degli accordi, degli schieramenti, però l'Europa deve essere molto prudente, molto attenta. E quando ci sono state le coalizioni per sconfiggere il terrorismo non sempre hanno portato risultati. Forse la guerra in Iraq si poteva evitare, ci sono tanti problemi in Afghanistan ora, per questo dico bisogna sempre essere molto prudenti. Noi europei certamente meglio di altri sappiamo interloquire con il mondo mediterraneo, ma sapendo che c'è una polveriera guardiamo anche quello poi che c'è nei Balcani. Ci sono molti foreign fighters che stanno tornando, non è un caso che siano stati arrestati proprio qui a Venezia 3 che venivano dal Kosovo, che volevano compiere un attentato a poche decine di metri da dove siamo adesso. Scusi, non possiamo parlare di Marghera? Cosa può fare l'Europa per Marghera? Ma io penso, e lo dirò più tardi, che per esempio si possa creare una sorta di piattaforma come è stata fatta per la regione di Calais in Francia, una sorta di piattaforma alla quale partecipano la Banca Europea degli Investimenti, si possono utilizzare fondi strutturali, si possono usare anche fondi della Cassa Depositi e Prestiti con una garanzia dei soldi che sono nel piano Juncker. Quindi si può, secondo me, lavoreremo, anzi da questa mattina siamo già al lavoro per cercare di dar vita a una cosa simile a quella che si è creata a Calais, che sta funzionando. Vediamo se si può fare. Domani incontrerò il vertice della Cassa dei Depositi e Prestiti a Bruxelles e affronterò anche questo tema di cui abbiamo parlato a lungo con il sindaco Brugnaro. Cioè, Venezia non è una città qualsiasi, è una città europea di straordinaria importanza. Non è un caso che il prossimo anno sarà la città destinata a essere il vertice dell'incontro turistico tra Cina e Unione Europea, un accordo che è stato firmato in occasione del vertice Unione Europea-Cina, quindi per Venezia dar vita a un evento del genere e essere stata scelta come città terminale della Via della Seta, della crescita delle indispensabili presenze turistiche cinesi. Ecco, io vorrei meno acciai e più turisti cinesi in Europa, quindi Venezia può essere veramente la porta
importante per il nord-est, la porta importante per l'Italia, ma direi la porta fondamentale anche per l'arrivo di turisti cinesi in tutta l'Unione Europea. Noi siamo la prima destinazione turistica al mondo, non dobbiamo perdere questa opportunità. Quindi ecco, il dialogo con la Cina mi sembra che sia di straordinaria importanza, e l'accordo che è stato siglato è un riconoscimento al ruolo di Venezia, grande città europea. È un modo per rispondere a chi vuole tagliare fuori il porto di Venezia? No, ma noi non abbiamo mai fatto polemiche con nessuno, però è vero che la città, vi leggo il nome perché di Fushan, in Cina, che è la città del presidente cinese, insomma abbiamo aperto adesso possiamo dirlo, insomma, le discussioni per fare il gemellaggio con Venezia. È uno dei 3 porti che la Cina ha messo come assoluti nella via della seta, per cui gemellarsi con loro, non gemellaggi casuali ma gemellaggi industriali, vuol dire insomma che, come ha detto il ministro, il presidente cinese, non io, Venezia insieme a Rotterdam sono i 2 caposaldi della via della seta. È la storia ed è anche l'economia, insomma, che dice questo, per cui noi non facciamo polemiche con nessuno e pensiamo che questo sia invece di utile poi gestione con tutti gli altri porti italiani, ovviamente, però Venezia è imprescindibile, insomma, lo dicono i cinesi e lo dicono anche i veneziani. I fondi dell'Europa per cosa fare a Marghera? No, ma noi non stiamo cercando fondi, anche se il Presidente, con lo staff suo stiamo lavorando da tempo proprio per studiare le regole europee, per poter aderire in parte al piano Juncker, a tutta una serie di prospettive che possono essere specifiche su Marghera. A noi interessa, l'abbiamo spiegato, nelle prossime settimane penso col Ministero dell'Ambiente firmeremo questo regolamento sulle bonifiche. Un po' per farvi capire, la strada è quella del recupero delle terre rosse che abbiamo fatto a Mira, cioè ci mettiamo a ragionare con molta peculiarità e con poche polemiche su quelle che sono realmente le condizioni delle nostre terre inquinate per poterle disinquinare, perché questa è la base per poter attrarre gli investimenti. Con l'ENI stiamo finendo diciamo la caratterizzazione, in questo caso la specificazione delle aree, perché abbiamo chiesto che fossero aree non intercluse, in modo tale che siano di disponibilità poi di poter dare. Con i russi, avete sentito, il vice ministro russo ha chiesto di fare un polo aeronautico. Adesso io ho parlato con Calenda l'altro giorno, perché noi vogliamo farlo assieme al governo italiano, questa roba qua, all'Europa ce l'abbiamo al fianco, lo faremo con la regione assolutamente, in sintonia con tutti, questo è sicuro, però secondo me la base di tutto è riuscire ad attirare gli investitori internazionali. Sarà con soldi privati che rifacciamo Marghera, non con soldi pubblici. I soldi pubblici servono per dare quell'incentivo per opere pubbliche o per disinquinamento di aree, per sistemare i canali, sistemare le varie attività portuali che diventano gli assi del nostro sviluppo. Quello che abbiamo detto anche nel nostro piano, che abbiamo messo alle elezioni, che i cittadini hanno detto convintamente che sono d'accordo, dare posti di lavoro ai giovani. Questo è il nostro vero obiettivo, non ce n'è un altro. Ricominciare a dar posti di lavoro, questa è la soluzione anche per il turismo, perché vuol dire spiegare quanto grande sia la città di Venezia, arriva fino alle Dolomiti. Ognuno con la propria specificità, per cui Padova, Treviso, tutta la regione, tutti devono essere coinvolti in questo sforzo, perché con questo brand e con queste relazioni possiamo dar lavoro e sviluppo alle famiglie. Chiunque voglia entrare in questo progetto è ben accetto, cioè deve essere il popolo delle persone di buona volontà, questo è il punto. Ma io non credo che sia una questione di norme, sia una questione anche di volontà politica, volontà di trasformare Venezia, che ha una tradizione di capitale, in una delle grandi città europee che possa attirare turisti. Non è una questione di numero chiuso, secondo me ne parlavamo pure con il sindaco, non è quella la soluzione, semmai bisogna offrire ai turisti che possono essere in eccesso delle opportunità di non andare a mangiare il panino con la mortadella davanti a San Marco. Si può trovare un'area diversa dove ci sono delle panchine, si può fare il picnic senza, come posso dire, fare un danno all'immagine della città. E secondo me non è una questione di regole, per quello apprezzo anche il progetto che mi ha illustrato il sindaco, che non chiede il cambiamento delle regole, per carità che poi alcune regole si possono cambiare e sia giusto, però non trinceriamoci e non blocchiamoci perché oddio c'è quella regola che dice che così non si può fare. Certe regole vanno cambiate, certamente, ma sono un corollario. Se c'è la volontà politica si può fare molto e si può veramente fare in modo che questa città sia il volano per l'economia non soltanto del nord-est ma anche di una parte importante dell'Europa. Guardiamo cosa c'è dall'altra parte, guardiamo anche
cosa c'è continuando lungo la costa, cioè se cresce Venezia cresce Trieste, ma se cresce Trieste cresce anche la Slovenia, cioè, è una crescita, come posso dire, che ha un contagio positivo. Cioè, Venezia è talmente importante, ha un brand talmente forte che se cresce in un'articolazione differente, senza sposare solo il percorso turistico, ma variegando la sua strategia, questo crea un volano anche di investimenti e quindi di benessere in tutta un'area molto più importante che va anche al di là dei confini del nostro paese. Può anche essere contagiosa verso l'Austria, può essere contagiosa verso altre regioni al di là del Veneto. Il potenziale di Venezia è talmente forte che se valorizzato, se utilizzato al 100% può veramente favorire la crescita. E sono assolutamente d'accordo col sindaco, l'obiettivo numero 1 è quello di ridurre la disoccupazione giovanile. Se Venezia si mette in moto con questa strategia articolata, ecco perché sono qua oggi, per dare pieno sostegno a una iniziativa di un'amministrazione che sta lavorando per una crescita armonica e rispettosa dell'ambiente, e in questo momento serve anche dare questo messaggio anche al di là dell'oceano. Si può fare crescita, si può fare politica industriale, perché quell'area di Marghera che abbiamo visto dall'alto sarà un'area fortemente industrializzata, ma sarà un'area industrializzata rispettosa dell'ambiente, insomma verso la greener economy, poi per avere la green economy. E quindi questo è un progetto che a me piace e che sono convinto di poter sostenere, e da Bruxelles dare tutta le informazioni, tutto il sostegno possibile perché Venezia possa nei prossimi 2 o 3 anni veramente compiere un vero balzo in avanti e recuperare non soltanto il terreno perduto, ma magari fare anche qualche cosa in più rispetto a quello che era prima.